Basta alberghi e B&B a Venezia, stop alle variazioni degli alloggi per uso turistico. La proposta di delibera è stata presentata giovedì pomeriggio a Cafarsetti e di fatto intende bloccare l'apertura di nuove strutture ricettive in centro storico e l'ampliamento di quelle già esistenti. Una risposta anche a chi vede nell'invasione turistica uno dei più grossi problemi del capoluogo, compresa l'UNESCO. Io penso che questa decisione servirà anche per dare un miglior servizio, una miglior garanzia agli ospiti che verranno in futuro, perché non è una delibera che va contro il turismo, va a favore della città per preservare la città e i suoi residenti, ma è stata presa anche proprio per migliorare la qualità del servizio. Uno dei punti chiave di questa delibera è proprio anche quello, l'abbiamo esplicitato proprio nelle motivazioni della delibera stessa, proprio per dare un intervento qualitativo. Ora l'atto dovrà seguire l'iter previsto e una volta approvato in Consiglio Comunale sarà operativo. Escluse dalla delibera tutte le isole che secondo il censimento di Cafarsetti per ora vedrebbero una limitata presenza di strutture. Resta comunque la possibilità per il Consiglio Comunale di approvare in deroga questo divieto, ma ci saranno alcuni criteri da tenere in considerazione. Ora abbiamo fermato qualsiasi trasformazione urbanistica degli immobili, anche quelli già pianificati nei precedenti proprio varianti urbanistiche della città del centro storico. Ora saranno presi in considerazione uno a uno rispetto a dove il proponente vorrà proporre appunto una nuova attività ricettiva turistica e valutata secondo dei criteri.